Ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada. Un 32enne di Tarcento, Alex Rocco Passalacqua, è morto questa mattina alle 6 in un incidente accaduto a Farla di Maiano. Primo giorno di obbligo di Green Pass per accedere a bar e ristoranti al chiuso, perplessi e imbarazzati i titolari dei locali che non vogliono fare gli sceriffi, partenza soft in musei e biblioteche. Vola il consenso del Presidente della Regione Fedriga, giudizio positivo sul superato da parte di 77 cittadini su 100 sulla gestione Covid, il gradimento sale all'86%, lo dice un sondaggio Ipsos realizzato a luglio. Nuovo grido d'allarme dei comitati a difesa del lago di Cavazzo, chiedono interventi urgenti per bloccare il progressivo impoverimento delle acque e la trasformazione del bacino in palude con un paesaggio lunare. Si ferma alle qualificazioni la prima avventura olimpica di Alexandra Agiugulese, la farfalla dell'Aso non è entrata nelle 10 finaliste, era l'ultima atleta in gara della nostra regione che chiude con un oro e 2 bronzi. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli che apriamo con la cronaca. Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada morendo sul colpo. L'incidente è accaduto questa mattina alle 6 a Farla di Maiano. Vittima un 32enne residente a Tarcento, Alex Rocco Passalacqua. Ancora una tragedia della strada. All'alba di oggi lungo l'ex provinciale 10 a Farla di Maiano. A perdere la vita un ragazzo di 32 anni di Tarcento, Alex Rocco Passalacqua. Il giovane era al volante di una Lancia Y quando, in prossimità del depuratore, lungo la viabilità che porta da Farla a Maiano, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi prima contro il guardrail, quindi contro un albero in una scarpata. Il giovane è deceduto sul colpo a seguito delle gravissime ferite riportate nell'impatto. A dare l'allarme un automobilista di passaggio che ha notato la vettura distrutta a bordo strada. Ha chiamato il 112 e alla Sores ha inviato immediatamente l'elicottero sanitario con l'equipaggio di un'ambulanza insieme ai carabinieri della radiomobile di Udine e a quelli della stazione di Maiano. Inutili purtroppo i soccorsi. I vigili del fuoco volontari di San Daniele del Friuli hanno dato fattivo supporto all'equipe medica per estrarre il corpo del giovane dalle lamiere contorte della vettura. Non ce l'ha fatta ed è morto ieri notte all'ospedale Enzo Munini, il 78enne di Udine che il 24 luglio scorso era rimasto coinvolto in un incidente stradale in via del Cotonificio nel capoluogo friulano. Mentre pedalava in bici si era scontrato con una moto condotta da un 38enne di Udine, le sue condizioni erano parse subito critiche. Era stato trasportato in ospedale d'urgenza, inutili purtroppo le cure mediche. Un bambino di 12 anni è stato investito da un'auto nel primo pomeriggio di oggi a Gemona. Stava percorrendo una strada nella zona bassa della cittadina in sella alla sua bici. È stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo per accertamenti. E un turista tedesco di 24 anni è stato ricoverato all'ospedale di Tolmezzo per la frattura di una gamba che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Pontebba in sella alla sua moto. Ha perso il controllo ed è finito nella scarpata sulla regionale 110 del Passo del Pramollo. Sul posto è il soccorso, ambulanza e carabinieri per i rilievi. Primo giorno di obbligo di Green Pass per accedere a bar e ristoranti al chiuso, perplessi e imbarazzati i titolari dei locali che non vogliono fare gli sceriffi. Vediamo com'è andata a Udine. Com'è andata la prima giornata di Green Pass? Molto bene, la gente è educata, si comporta bene, sa che ci sono delle regole da rispettare. Vi sentite un po' controllori? Un po' sì, però se l'obiettivo è quello di restare aperti tutti e di poter lavorare anche quest'inverno ci sta, non è un problema. A proposito di inverno ci potrebbero essere ripercussioni anche in un locale in cui magari è un po' più piccolo come il vostro, la gente dovrà necessariamente entrare. Speriamo che per quella volta la gente abbia capito che il vaccino è una cosa da fare ed è importante per tutta la società, per tutti quelli che ci vivono, insomma. Anche i clienti si adeguano? Sì, tocca. Nessun problema a esibirlo? Assolutamente no. Anche lei? Sì, nessun problema affatto. Anche se lei non è all'interno, non dovrebbe esibirlo, però non avrebbe nessun tipo di problema, anzi pensa che sia giusto farlo. Assolutamente sì. Perché? Perché è corretto per la comunità e per tutti gli altri, per proteggere chi ci sta vicino.
Lei sta all'esterno perché c'è Udine sotto le stelle, ma all'interno la gente ha esibito il Green Pass? All'interno la gente deve adibire il Green Pass, se vuole sedersi all'interno, ovviamente da seduti deve adibirlo. All'esterno dicono che non serve, così è. Per cui Problemi non ce ne sono stati? No, problemi non ce ne sono stati al momento, tutti sono stati collaborativi e quant'altro. Si è sentito un po' pubblico ufficiale oggi? Direi di sì, perché sai, chiedere e addirittura pretendere anche il documento di identità, c'è qualcuno che potrebbe magari, al momento non è successo, ma c'è qualcuno che potrebbe magari risentirsi, non dico giustamente o meno, però questo è quanto, insomma, no? Ed ora andiamo a Gorizia, dove i titolari dei bar restano molto scettici sull'introduzione dell'obbligo del Green Pass. Più tranquilla la situazione in musei e biblioteche, dove si è attrezzati per far fronte ai controlli. È scattato anche a Gorizia questa mattina il primo giorno di Green Pass obbligatorio negli spazi chiusi, mentre i luoghi della cultura hanno iniziato fin da subito con la scansione delle certificazioni attraverso delle apposite app. Alcuni locali non hanno nascosto le proprie difficoltà. È stata introdotta questa procedura di riconoscimento del Green Pass e naturalmente del documento di identità che deve essere allegato, il tutto mediante una app. Se non si ha il Green Pass si deve prendere in prestito i libri solo davanti all'ingresso, invece se si ha il Green Pass come prima si può studiare dove si vuole. La sicurezza è che ci siano poche regole chiare, no? Ad esempio il stare in piedi al banco non serve il Green Pass, stare seduti al tavolo sì, sempre all'interno dello stesso locale, questo è incapibile. Non me la sento di farlo perché non è compito mio. Se qualcuno deve fare questo lavoro è compito e competenza di persone che possono chiedere un documento. Non c'è neanche chiarezza come ci possiamo preparare. Come al solito si cerca di fare quello che si può. Scriverò ai miei clienti che ognuno si responsabilizzi, così possiamo continuare a fare quello che è il nostro di lavoro. Anche alla G20 è arrivato il tema del Green Pass. Il ministro dell'Università e Ricerca Maria Cristina Messa, da medico, ha confermato la bontà della scelta dell'esecutivo di renderlo obbligatorio per accedere ai corsi negli atenei. L'università in fin dei conti e il mondo della ricerca è quello che ha messo a punto anche i vaccini, e se non è l'università poi che ne promuove anche l'utilizzo e che adotta tutte le misure di sicurezza importanti per far vivere in presenza il mondo universitario, non vedo come si possa fare. È chiaro che abbiamo anche il vantaggio di garantire comunque il diritto allo studio, perché non è che scompaia la didattica a distanza, quindi sapremo poi mitigare laddove non sia possibile avere il pass per varie ragioni attraverso la didattica a distanza. Resta poi il nodo delle persone che non rientrano nella categoria Novax, ma che hanno dei timori legittimi. È vero, e io credo che abbiamo la responsabilità, con molta comprensione e con molta sensibilità, di spiegare il più possibile alle persone che cosa vuol dire. Io dico sempre che fra il rischio di ammalarsi e il rischio del vaccino non c'è paragone, e che non dobbiamo mai pensare solo a noi stessi ma alla comunità in generale quando parliamo di vaccini. Quindi dobbiamo essere, credo sia i medici ma anche non solo i medici, attivi nel recuperare questa popolazione che giustamente ha paura. Proprio il ministro Messa ha chiuso i lavori del G20 a Trieste con l'impegno per un accordo su scala internazionale per riuscire a condividere i dati della ricerca scientifica e temi etici. Un primo passo, il ministro dell'Università e Ricerca Maria Cristina Messa ha chiuso i lavori del G20 dedicato all'innovazione, parlando di un passaggio storico importante che pone le basi per il futuro. Sul tavolo i temi dell'alta formazione e del digitale, i principi etici comuni come la privacy e l'intelligenza artificiale e poi l'open access dei dati della ricerca scientifica. Il G20 con i 400 componenti delle delegazioni, i 20 ministri di ieri e i 10 di oggi è stata occasione però per mettere in mostra anche le realtà scientifiche del territorio dove impresa e università già interagiscono. Sì, assolutamente.
Abbiamo sfruttato poco questo legame che invece ci può essere estremamente produttivo fra università e imprese, e sicuramente questa regione è un apripista in questo senso, perché da molti anni già ha messo in connessione l'università con le imprese attraverso anche i centri di ricerca che in questa regione sono numerosi e molto forti. Questo è l'unico modo che abbiamo, credo, per trasferire servizi, tecnologie messe a punto dalla ricerca in maniera rapida ed efficiente. Le delegazioni hanno poi fatto visita al sincrotrone di Basovizza, unica realtà italiana di questo tipo. È già tempo di bilanci per il G20, una trentina di ministri e oltre 400 componenti delle delegazioni hanno affrontato a Trieste il tema dell'innovazione digitale. Il vertice è stato anche occasione per i rappresentanti del governo italiano di conoscere da vicino alcune delle importanti industrie del Friuli Venezia Giulia. Di fatto, 3 giornate di incontri, visite e scoperte. Questo il bilancio del G20 di Trieste, ma di fatto esteso a tutto il Friuli Venezia Giulia. Le visite ministeriali hanno portato in dote l'impegno, in particolare del governo italiano, con il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che, accompagnato dal presidente della regione Massimiliano Fedriga e dagli assessori, ha confermato la volontà del governo di collocare il Friuli Venezia Giulia al centro degli investimenti. ABS è stato il punto di partenza della 2 giorni, azienda definita dallo stesso ministro come industria vera e proiettata al futuro, pionieri nell'industria 4.0 con la capacità di anticipare il PNRR, confermando inoltre il sostegno del governo al polo siderurgico delle Noghere a Trieste. Poi area di ricerca, in particolare Cosnab, che ha confermato di voler puntare sull'idrogeno creando un centro di eccellenza nella ricerca in regione. Qua è stato rimarcato il grande impegno nella collaborazione tra pubblico e privato che consente di arrivare a risultati importanti. Non è mancato poi il focus su Porto Vecchio, dove sono state ospitate le riunioni plenarie del G20 e dove la regione vorrebbe creare la nuova sede per concentrare le attività. Si è parlato anche di Ferriera con lo sblocco della procedura per la riqualificazione e bonifica. Fedriga ha ringraziato Giorgetti per il grande impegno al fianco del Friuli Venezia Giulia. Sui temi veri e propri del G20 il bilancio è chiaramente a lunga gittata. Il nodo principale è quello della innovazione tecnologica. Vittorio Colau, ministro dell'innovazione digitale, ha posto l'accento su diversi aspetti, tra cui la cyber security, mentre Giorgetti ha evidenziato l'impegno del governo affinché nessuno resti indietro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. La gestione dell'emergenza Covid fa guadagnare consenso al Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Il suo operato a dicembre era gradito al 74% dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, a luglio è salito all'86%. I sondaggi sono iniezione di fiducia, commenta Fedriga, ma i voti reali saranno quelli della cabina elettorale, aggiunge, confermando la volontà di ricandidarsi alla guida della Regione. Gli abitanti della regione promuovono l'operato del governatore e in particolare il modo in cui ha gestito l'emergenza Covid. Positiva più in generale la valutazione sull'azione dell'amministrazione regionale. Il 71% dei cittadini del Friuli Venezia Giulia ritiene molto o abbastanza efficace l'operato della giunta guidata da Massimiliano Fedriga. Hanno fiducia nel governatore 77 cittadini su 100. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Ipsos per conto della regione che nel mese di luglio ha intervistato 1000 persone residenti in Friuli Venezia Giulia. Il giudizio sull'operato della giunta è migliorato in 7 mesi di 4 punti, quello del presidente di 5. Il giudizio dei cittadini della regione è ancora più positivo in relazione a come è stata gestita dall'amministrazione l'emergenza Covid. L'operato del governatore è stato molto o abbastanza efficace per l'86% degli intervistati interpellati a luglio, poco o per niente per l'11%. A dicembre le percentuali erano rispettivamente 74 e 23. I giudizi positivi sono dunque aumentati di 12 punti. Indipendentemente dai sondaggi, mi piacerebbe ricandidarmi, commenta il presidente della regione Massimiliano Fedriga. I voti reali, prosegue, saranno però quelli della cabina elettorale. Nell'attesa, i sondaggi sono un'iniezione di fiducia nel continuare un lavoro che rimane complicato. Potremo aver fatto degli errori, ma l'impegno, conclude, è stato indiscutibile e sempre rivolto ai cittadini.
Ed ora andiamo a vedere i dati dei contagi di oggi, che sono 104 su 5.945 tra tamponi molecolari e rapidi. Il 55% dei nuovi casi riguarda persone al di sotto dei 29 anni. Si registra un decesso. 2 persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 21. Le persone in isolamento sono 843. Ancora droga dello stupro trovata a Udine dalla squadra mobile, era nelle disponibilità di un 52enne residente nel capoluogo friulano, finito nel mirino dei poliziotti dopo l'invio di un pacco sospetto proveniente dall'estero. All'interno c'era un flacone contenente 1 litro della cosiddetta ecstasy liquida. La sostanza in sapore e in odore, una volta ingerita ad esempio in un drink, rende facile preda di malintenzionati. Più volte è stata utilizzata per eliminare i freni inibitori delle vittime fino allo stordimento, per arrivare a vere e proprie violenze sessuali. Il 52enne udinese è stato arrestato e al termine dell'udienza di convalida è stato scarcerato. Aveva nascosto oltre 400 pastiglie di ecstasy nella lavatrice, l'hanno trovata le Fiamme Gialle di Udine al termine di una perquisizione eseguita in una casa di Manzano che ha portato a rivenire anche MDMA in polvere. 2 giovani sono finiti in manette. Un 24enne e un 30enne residenti a Manzano sono stati sorpresi nelle loro abitazioni con 2 etti e mezzo di ecstasy in polvere e 406 pastiglie di MDMA. Li hanno individuati e arrestati i finanzieri del comando provinciale di Udine per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine era partita dal 24enne cittadino albanese, già noto alle forze dell'ordine, gravato da precedenti di polizia. Le Fiamme Gialle sono intervenute dopo che un corriere aveva consegnato un pacco nell'abitazione del giovane spacciatore. La perquisizione ha portato a rinvenire in un plico 254 grammi di polvere bianca di MDMA, più nota come ecstasy. È allora che sono emersi altri elementi indiziari che hanno consentito di risalire al 30enne italiano, pure lui gravato da precedenti in materia di stupefacenti. La perquisizione domiciliare nei confronti di quest'ultimo ha portato i finanzieri a sequestrare 406 pastiglie di ecstasy insolitamente nascoste all'interno di una lavatrice. I 2 sono stati portati in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Udine è stata affidata la gestione delle mense alla CAMST, seconda in graduatoria. Questa mattina la dirigente del Comune di Udine, Silvia Sclafani, ha firmato la determina di affidamento della gestione delle mense scolastiche per quanto riguarda le scuole d'infanzia del primo ciclo di istruzione e i centri ricreativi estivi nella fascia dai 6 agli 11 anni. La CAMST avvierà il servizio a partire dal 1 settembre al fine di disporre dei tempi necessari ad attuare la clausola sociale relativa all'assorbimento del personale del precedente aggiudicatario, nonché ad attivare gli investimenti necessari e riallestire le cucine. Il contratto con la CAMS, che sarà in vigore dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2022, avrà un importo presunto di circa 1,5 milioni di euro. Un ponte che sovrasta un fiume, il nuovo simbolo della Camera di Commercio di Pordenone e Udine a 3 anni dall'accorpamento dei 2 enti. Il suo significato è stato illustrato oggi dal presidente dell'ente camerale Giovanni D'Apozzo. A 3 anni dall'accorpamento delle Camere di Commercio di Udine e Pordenone, il presidente Giovanni D'Apozzo ha presentato il nuovo logo dell'ente. Un ponte i cui pilastri simboleggiano i 2 territori sovrasta il fiume Tagliamento. L'approvazione del nuovo logo arriva a coronamento di un percorso cominciato l'8 ottobre del 2018. L'unione si rafforza prima sulle persone, poi sugli statuti e poi sui simboli. I rapporti sono molto forti, sono molto buoni. Abbiamo evidenziato tutte le società partecipate dalla Camera di Commercio di Pordenone e Udine, sono moltissime in tanti settori. Il 75% delle imprese sono all'interno di questo territorio, il 92% del territorio è all'interno di queste 2 Camere, quindi praticamente quasi tutta la regione. E questo ci dà un senso è un onere e un onore. Quest'anno nel bilancio camerale ci sono 7 milioni a disposizione del mondo delle imprese, di varie iniziative e quant'altro. Gli importi sono significativi, pur chiaramente considerando che dopo il taglio del diritto camerale non c'è più la disponibilità di un tempo, però direi che ce la mettiamo tutta. La storica biblioteca civica Ioppi di Udine riaprirà i battenti in autunno, i lavori di ristrutturazione sono terminati e ora manca solo la sistemazione degli arredi.
Sopralluogo del sindaco di Udine Pietro Fontanini e la biblioteca civica Iopi, dove sono terminati i lavori di ristrutturazione. Adesso dobbiamo riportare gli arredi, alcuni quelli che c'erano prima, altri nuovi, per rimettere in pratica in funzione questa biblioteca storica importantissima. È una delle biblioteche, penso, la più grande che ci sia in regione. Il lavoro è stato molto impegnativo perché siamo dentro un edificio storico del 1700. Abbiamo sistemato alcune parti, abbiamo messo gli ascensori, abbiamo superato le barriere architettoniche per permettere a tutti di entrare in questi spazi. Avete già idea di quando potrà essere fruibile nuovamente? Penso che entro l'autunno sarà fruibile. E da oggi si può accedere alla parte funzionante della biblioteca, come accade anche per i musei, solo con il Green Pass. È uno strumento di tutela per tutti noi, per arginare questa epidemia che purtroppo adesso con questa variante sta riprendendo quota. Allora è necessario che adottiamo ancora le misure di prevenzione, che sono le mascherine, il distanziamento, la pulizia delle mani, ma anche il Green Pass, cioè questo documento che permette a coloro che si sono vaccinati o che hanno avuto il coronavirus di poter entrare con più serenità all'interno di questi luoghi, che sono luoghi chiusi, dove è più facile essere contagiati. Chiedono maggiori controlli anti-assembramento tra gli studenti in salita e discesa dai mezzi di trasporto pubblici, un numero dedicato da chiamare in caso di positività di un allievo. Sono le istanze dei docenti che in Friuli Venezia Giulia sono ormai quasi tutti vaccinati. Tra prima e seconda dose, i docenti che in Friuli Venezia Giulia si preparano al nuovo anno scolastico 2021-2022 si possono dire vaccinati quasi al 100%. Il sindacato però ha chiesto rassicurazioni circa altri aspetti legati a possibili contagi. Uno è quello degli assembramenti, dice Concettina Cupani, reggente scuola CISL Friuli Venezia Giulia, nei punti di salita e discesa degli studenti dai mezzi di trasporto pubblici. Abbiamo chiesto la presenza di più persone per il controllo delle distanze. Oltre alla protezione civile, la Regione ricercherà volontari nelle associazioni dei territori. Avevamo chiesto, dice la sindacalista, un numero dedicato con il Dipartimento di Prevenzione da poter chiamare 7 giorni su 7 in caso di positività di un allievo, così da accelerare le pratiche per gli isolamenti e quindi per continuare l'attività educativa nella maniera più normale ed efficiente. Su questo punto, dice la sindacalista, non abbiamo ottenuto risultati. Sul fronte tracciamenti c'è stata una rassicurazione circa i tamponi salivari da eseguire a scuola. Anche tra i docenti precari la percentuale di vaccinazione è estremamente elevata, ma qui il problema è quello della stabilizzazione, spiega Antonella Piccolo, referente precari CISL Friuli Venezia Giulia, perché mancano 1600 cattedre con un docente titolare e che saranno quindi ricoperte da supplenti. Ritorniamo al tema del giorno, il primo giorno d'obbligo di Green Pass anche ai concerti all'aperto, una novità che non trova però i preparati, gli organizzatori di eventi come Renato Pontoni che con la sua Cegedaccio Symphony Orchestra FVG sabato 14 agosto promette spettacolo all'Arena Alpeadre di Lignano Sabbiadoro. Da oggi per assistere ai concerti anche all'aperto è necessario avere il Green Pass. Gli organizzatori saranno tenuti a verificarne il possesso. In caso di violazione le multe vanno da 400.000 euro sia per chi organizza l'evento sia per lo spettatore. Stiamo preparando facendo quello che la legge ci dice di fare, quindi Green Pass obbligatorio o tampone nelle 48 ore prima. Era nell'aria e quindi dobbiamo per forza adeguarci a queste disposizioni che sono nazionali e quindi noi siamo pronti a fare uno spettacolo comunque bellissimo. Siamo una società che si occupa dei filtri e quindi siamo tranquilli sotto questo punto di vista e appunto essendo così tranquilli non vogliamo fare altro che uno spettacolo. Musica anni 70-80 che il nostro forte, la Cegedaccio Symphony Orchestra si esibirà appunto con questo repertorio che fa ormai da 30 anni, però in questo caso non si potrà ballare, tutti seduti, dal vivo, una location appunto come già detto bellissima e la musica che riprende gli artisti più famosi, da Barry White, agli ABBA, agli Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, John Miles, ce ne sono tantissimi, uno spettacolo fantastico.
Ritorniamo a Udine, al via breve lavori del secondo lotto per la realizzazione dell'ascensore che da via Sottomonte conduce al piazzale del Castello di Udine. La Giunta Comunale di Udine ha approvato il secondo lotto dei lavori di realizzazione dell'ascensore che da Vicolo Sottomonte porta al piazzale del Castello. Al momento è stato ultimato il primo step fino all'altezza della biblioteca Ioppi. Poi fa un piccolo tragitto a piedi e poi ripercorre e va su fino ad arrivare ai piedi del castello, praticamente del piazzale del castello. Questo lavoro è importante perché non solo congiunge la biblioteca, ma addirittura permette diciamo, ai turisti, ai cittadini udinesi di poter salire, seppur in 2 fasi, anche da via Sottomonte. Non è una cosa da poco perché sappiamo quante sono le difficoltà a piedi per salire al Castello di Udine. Il progetto praticamente va in gara a breve e quindi noi contiamo di andare avanti molto velocemente, completando quello che poi è il tragitto. Non dimentichiamoci che congiunge la biblioteca alla salita del castello, che è anche il lapidario. L'immagine di un paesaggio lunare accompagna la conferenza stampa dei comitati Salva Lago di Cavazzo. Scendono nuovamente in campo per chiedere alla Regione interventi urgenti per bloccare il progressivo impoverimento delle acque del lago che, secondo previsioni di esperti, si trasformerà in palude in poco più di 100 anni. Non è un paesaggio lunare, ma è un'immagine del fondale del lago di Cavazzo. I comitati Salvalago scendono nuovamente in campo, evidenziando che il livello del limo cresce di oltre 1 centimetro all'anno. La fotografia alle mie spalle rappresenta il fondo del lago che l'ISMAR di Bologna del CNR l'anno scorso ha appunto fotografato tramite una macchina speciale. Questo dimostra che il nostro fondale del lago è completamente morto. In 100-110 anni il lago sarà soltanto una palude. Quindi è necessario che la Regione quanto prima riattivi velocemente il laboratorio lago, che è l'organismo che appunto dovrebbe dare una soluzione tecnica per risolvere il problema del lago e creare il bypass, e quindi arrivare a una soluzione che riporti il lago alle condizioni di naturalità. Secondo alcuni questa è la dimensione depositata del fango sul fondo del lago. Noi diciamo che probabilmente è molto di più. E nel frattempo che cosa sta accadendo sul lago? Per fortuna c'è un po' di turismo, come dire, soleggiato, perché è evidente che le acque fredde del lago e addirittura in questi giorni anche limose non invitano certamente a fare il bagno, e quindi la gente va da altre parti, va sui torrenti, per esempio sul Palar, e quindi il lago non ha quella ricettività che potrebbe avere. Tra poco Sport FVG, il bilancio olimpico della nostra regione che oggi ha schierato la sua ultima atleta, la ginnasta aggiurgiuculese, non approdata in finale. Dalla nostra regione un oro e 2 bronzi. Parleremo anche di beach soccer con Lignano che si assicura per 3 anni una tappa del campionato italiano e si pensa anche a riformare la squadra locale. Siamo in chiusura, grazie per l'attenzione, buona serata su Telefriuli.